Finisce in parità l'atteso incontro tra la capolista Campofranco e il Terrasini. Un risultato tutto sommato giusto, anche se la squadra di casa, che lamentava assenze del calibro di Quinones, Scrudato, Lonigro e Scillufo, ai punti avrebbe meritato qualcosa in più, se non altro per le nitide occasioni da gol avute rispetto a quelle degli avversari. Prima partita in casa senza vittoria per il Campofranco e prima gara senza segnare gol, ma di fronte un Terrasini al gran completo che di certo merita altre posizioni in classifica per la rosa di giocatori che possiede. Con il pareggio di oggi il Campofranco allunga in classifica e tiene il terzetto inseguitore a 5 punti. Anche oggi il pubblico delle grandi occasioni, che per 95 minuti intensi e pieni di agonismo non ha mai smesso di incitare la squadra di casa e alla fine ha tributato un giusto applauso ad entrambe le squadre che di certo non si sono risparmiate. Veniamo alla cronaca. È il Terrasini che comincia a fare la gara. Al secondo viene annullato un gol ai rossoneri per fuorigioco di Scarpinato. A nulla valgono le proteste dei palermitani. E al decimo è Calà che anticipa in calcio d'angolo Tummarello lanciato a rete. Risponde il Campofranco con 2 calci di punizione consecutive di Privitera. Il primo è diretto in porta e mette in difficoltà Caruso, che riesce a parare in 2 tempi. Il secondo trova la testa di Giovanni Monreale, che debolmente appoggia al numero 1 ospite. Sul finire della prima frazione di gioco spinge con più convinzione il Campofranco, che ha l'occasionissima per portarsi in vantaggio. Giovanni Monreale cerca e trova la testa di Satta, che batte a colpo sicuro, ma Caruso riesce nel miracolo di deviare con la punta delle dita la palla, che ritorna ancora a Giovanni Monreale, il cui tiro va a infrangersi sul palo. Ma la vera palla gol per capitalizzare la pressione esercitata dai padroni di casa in questa frazione di gioco capita ancora sui piedi di Giovanni Monreale, che servito da Satta aspetta forse più del dovuto per calciare in porta, e quando lo fa trova ancora il miracolo di Caruso, che mette in angolo con la palla che sfiora l'incrocio dei pali. La seconda frazione di gioco non offre spunti degni di nota, se non un bel tiro di Nobile dai 16 metri che fa gridare al gol, ma la palla termina di un niente al lato. Il Terrasini risponde con Messina, che da dentro l'area lascia partire un diagonale che mette i brividi alla retroguardia giallorossa. Domenica prossima la capolista rende visita al Raffadali, ancora in campo neutro, mentre per le immediate inseguitrici il Riviera Marmi riceverà il Profavara e le altre 2 seconde, Strasatti e Gemini, si incontreranno tra loro nel big match della 23esima giornata. Alla fine possiamo dire che è mancato solo il gol. È mancato un gol, ma è stata una prestazione veramente fantastica. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato l'anima. Oggi hanno dimostrato veramente che meritano questo posto, perché hanno giocato alla pari e diciamo che punti avremmo guadagnato noi con l'azione che abbiamo fatto, col palo che abbiamo preso. Posso fare solo i complimenti ai ragazzi, veramente. Questa classifica rispecchia i ragazzi che non mollano mai. Gara combattuta, ma alla fine il risultato è giusto? Credo proprio di sì. È stata una partita tirata, molto tirata, tra 2 squadre abbastanza competitive. Hanno giocato a viso aperto entrambe le formazioni, c'è stata qualche occasione sia dall'una che dall'altra parte, quindi alla fine, tirato le somme, il risultato credo che sia quello più giusto. Il Terrasini punto tutta sulla Coppa, oppure ancora un pensierino tramite playoff, o perché no la vittoria diretta, ce lo fate? Allora, intanto l'obbligo è quello di risalire qualche posizione in classifica per arrivare ai playoff nella migliore condizione. Poi quando arriverà, l'ho ripetuto anche in occasione della partita di Coppa, quando arriverà il momento di concentrarci per la Coppa, cercheremo di sfruttare al meglio quell'occasione. Ecco. Che nessuno, gente comune o in divisa, batta ciglio. La crudeltà di questo filmato è racchiusa però nell'esecuzione, chiamiamola così, di un piviere dorato, un piccolo uccello migratore, specie protetta, che qui, come si vede, già ferito, viene prima allontanato da 2 imbecilli e poi praticamente giustiziato a fucilate. Questa è Lampedusa, signori, terra di mare e spiagge incontaminate, ma anche di illegalità, connivenze e idioti con copertura istituzionale. A vincere, per fortuna si è vinto e alla fine anche un'ottima partita.